i sassi, passano i sogni di tutti. Passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? Io vedevo il balcone di casa mia, la finestra, lo vedevo una volta da una parte e una volta dall'altra, girava così questo balcone. Poi scendevi e il pavimento ti ballava sotto i piedi. In quei secondi non riesci a capire cosa devi fare. Il soffitto ne mancava metà, quindi metà era completamente al buio, l'altra metà filtrava la luce da sopra, perché la corrente poi è tornata subito, la corrente c'era. E c'era una rete accesa sopra, un suono di violini, una cosa da accapponare la pelle. Lì avevano tirato fuori una bambina e l'altra l'avevano salvata ferita. Il marito era in mutandine e canottiera, ma era come una statua di marmo, era bianco completamente. Quindi lui poi si è messo alla guida del fiorino, dei fornai, dei ragazzi del forno, e quindi l'abbiamo messa dentro e è andato in ospedale, dove ha trovato poi quello che puoi immaginare, insomma. Day by day, hold me, shine on me. Qui sono venuti subito i ragazzi perché si sono ricordati del loro amico che non poteva camminare. Quindi sono venuti qua, di corsa, hanno trovato, hanno sfondato la porta, vedi? Hanno sfondato la porta cercando di aprire. Quando hanno aperto si sono resi conto che la scala non c'era più. Quindi dall'altra parte sono scesi appesi a una di queste catene la moglie dell'amico che abitava lì, era rimasta sotto i detriti, ma non ha avuto danni gravissimi. Qui abitavamo una famiglia, un amico, che alle prime scosse, perché c'è stata una scossa alle 11, poi una all'1, anche piuttosto forti, e quindi la moglie si era impaurita. Allora il marito ha detto: guarda, non ti preoccupare, adesso se continua così ce ne andiamo a dormire in garage, perché il garage c'ha il tetto in legno, adesso ve lo faccio vedere il garage. No, poi non ci sono andati, perciò si sono salvati. Dove sarò? Le prime sere, specialmente gli anziani, si sedevano lì, guardavano qua con gli occhioni gonfi così. Gli ultra ottantenni che ti dicevano: ma perché io non posso andare a casa? Come se fosse, che ti posso dire, un bombardamento, no? Dove sarò domani? Che ne sarà dei miei sogni infranti, dei miei piani? Lì si ripete il quadro sociale che tu c'hai qua dentro, nel senso che anche all'esterno uno che non è abituato a stare nella collettività è difficile, è difficile. Ma domani lo so che si passa il confine e di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia domani. Questo è il viale centrale di questo quartiere, che è stato realizzato dall'Associazione Nazionale Alpini col contributo determinante anche della vostra banca, ed è composto da 32 case di 50 metri quadri, più la 33esima, ci hanno tenuto particolarmente gli alpini per il loro motto, che la 33esima casa che sta sopra sarà la loro sede. Nel terremoto è l'unico esempio di villaggio, perché i moduli abitativi provvisori erano intesi come moduli poi da rismontare. Però dalla prima volta mi sono ribellato a quest'idea e ho fatto questa scelta ambiziosa che si sta realizzando grazie alla fortuna di aver incontrato voi, poi di aver incontrato anche il Friuli Venezia Giulia e poi tanti piccoli donatori. Questo villaggio si estende in totale per 60.000 metri quadri. Soprattutto al centro c'è quest'ampia piazza che poi si svolge su 2 moduli naturali, perché dietro c'è la roccia, di circa 7.000 metri quadri. E in questa piazza ci sarà pure qua, grazie a tante donazioni, quello che serve a un paese, quindi ci sarà il municipio, ci sarà una chiesa, ci saranno delle quali commerciali, bar alimentari che sono stati persi nel terremoto, ci sarà un centro polifunzionale di 250 metri quadri, ci sarà l'ambulatorio e ci sarà la posta, tutto donato. Poi più in là c'è un'area di circa 3.000 metri quadri, mi pare di ricordare,
e là ci saranno delle attrezzature sportive sempre donate e ci sarà un campo di calcetto, di bocce e di tennis. Poi c'è anche un parco giochi. Non bastano le lacrime a impastare il calcestruzzo, eccoci qua, cittadini d'Abruzzo, e aumentano di intensità le lampadine, una frazione di secondo prima della fine. È la tua mamma, la tua patria, da ricostruire. Come le scuole, le case, specialmente Lucone. E pure un posto che facciamo l'amore. Signore e signori, noi Non siamo così soli, non siamo così soli. Il montaggio è stato rapidissimo, io sono rimasto veramente, che qua abbiamo cominciato il 29 settembre a montare le case. Poi gli alpini sono straordinari, a parte pure loro la quantità di soldi che hanno messo grazie a voi e grazie poi alle loro sezioni, ma loro ogni settimana si alternano 10 alpini, 12 alpini volontari, tutte le settimane vengono a dormire alle tende al freddo quando vorrebbero stare alla casa. Allora all'inizio noi dovevamo stare a fianco alla tendopoli, poi a fianco alla tendopoli non ci hanno fatto stare e hanno fatto bene perché è esondabile e ci hanno portato qua. Quando venni qua e mi venne sta cosa, dissi devo fare una cosa bella. E là è nata la pazzia, perché dillo senza soldi, perché a me hanno dato 4 come gli altri. Invece poi questa idea matta, guarda, poi è come è cresciuta, è cresciuta, è cresciuta, è cresciuta. E io per quello mi vedete un po' euforico, perché insomma avevo sognato una cosa del genere. E realizzarla non è una cosa che capita un sindaco di 700 abitanti, ricordiamoci questo. domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.